L'ho chiesto direttamente ai gestori e effettivamente mi danno un aumento di quello che è la corsa al rifornimento. Non si è ben capito se lo fanno per l'aumento del prodotto o se lo fanno per paura che ci sia una penuria di prodotto, quindi fare scorta. Qualcuno ha fatto qualche tanica, quindi probabilmente la seconda. Moreno Parina rappresenta decine di gestori in tutta la marca e certifica quello che è già un fenomeno, ovvero un primo assalto alle pompe di benzina dove qualcuno si presenta anche con le taniche, psicosi o no, ecco dunque il primo effetto tangibile della crisi in Medio Oriente. A Istrana un distributore ha registrato nel weekend un 50% in più dei prelievi, copione simile in alcuni impianti vicini all'autostrada, a Vittorio Veneto così come a Cessalto, dove in un distributore automatico in via Dante si sono verificate lunghe code, a intervenire è stato addirittura il sindaco. Ho trovato una coda anomala di auto nei pressi del distributore, la situazione stava degenerando in un ingorgo anche con delle tensioni tra gli automobilisti. Sono intervenuto personalmente per portare la calma. Capisco questo accaparramento è chiaramente figlio dell'ansia per la guerra in Medio Oriente, per le informazioni che abbiamo. Capisco la pressione, ma non dobbiamo permettere che queste reazioni impulsive ci danneggino. Appello alla calma che viene condiviso e spiegato dagli stessi gestori. E questo è negativo perché la richiesta, un aumento della domanda da parte del consumatore automaticamente mi provoca un aumento di prezzi per la legge del mercato. Più alta la domanda, più alti sono i prezzi, se la domanda cala i prezzi stanno più fermi almeno, quindi i consumatori dovrebbero avere un po' di tranquillità e usare il carburante che usano normalmente, non fare la corsa agli acquisti. È negativo soprattutto per loro. Potrebbero anche provocare delle momentanee carenze di prodotto. Fatto sta che in 24 ore tutte le materie prime sono in salita, il quadro è in continua evoluzione. Praticamente il gasolio è aumentato di circa 3 centesimi, la benzina è aumentata di 1 centesimo e 2 centesimi circa, e qui siamo sulla normalità, ma sono aumenti molto più bassi di quello che dovrebbero essere, quindi sono in ritardo. Invece quello che mi preoccupa è che è aumentato anche il GPL, che normalmente è molto stabile, e il problema del metano, perché il metano non va a intaccare solo i costi per gli automobilisti, ma ce li ritroviamo sulla bolletta di casa. E anche questo è un aumento notevole da un giorno all'altro, perché di solito quando aumenta mi dà 1 millesimo al chilo. Qui invece siamo già praticamente a 1 centesimo abbondante, quasi 1 centesimo, è molto.